Eccoci amici e amiche della Visione dell'Ascolto, ben ritrovati con l'appuntamento di Mixed, il nostro spazio politico del venerdì, già pronto Enzo Cataruzzi. Questa settimana mi hanno detto Cataruzzi è sempre su Friuli TV, ma d'altronde sono state le elezioni amministrative, abbiamo dovuto fare anche, come si dice, degli speciali dedicati. Allora Enzo, partiamo subito, abbiamo visto, insomma, confermato chi sarà in Consiglio regionale, ne abbiamo già parlato nelle scorse edizioni. Allora andiamo a vedere un po', secondo te, come si comporrà questa giunta regionale del Fedriga bis? Ma intanto buon pomeriggio a tutti. Dagli ultimi rumor insomma che si senta, ma poi anche un po' di ragionamenti che ha fatto lo stesso presidente, per cui insomma prendiamo solo quello che ci ha detto lui, capiamo che lui vuole riavere la Rosolén, assessore uscente, che mi pare che non era in lista, ma quota Fratelli d'Italia, o comunque nella sua lista, insomma, no? Roberti, che è un assessore uscente che non è riuscito a entrare con i voti, ma che lui rivuole in giunta. Lo stesso Bini, che in pratica non era in lista, ma ha concorso a fare la lista del presidente, poi un deus ex machina, diciamo, insieme a Riccardi, che anche lui dovrebbe essere nella lista dei papabili per rientrare in giunta, un assessore forte, un vice governatore uscente, insomma io penso anche lui non era in lista, ma comunque sia, penso che verrà salvaguardato, come pure Calleri, che per la zona, anche se il sindaco di Ziberna, il sindaco di Gorizia, propende per un altro nominativo, perché dice Gorizia col 2025 avrebbe bisogno e ha bisogno di un assessore di Gorizia per poter dare più forza, e tutte queste cose si dicono, però Calleri mi pare che sta nel cuore un po' anche della Cesin, che come sapete conta molto in casa della Lega. Poi ci sono anche Zanier, l'assessore uscente Zanier, penso che anche lui verrà confermato perché ha lavorato bene e per cui lui è soddisfatto e dice io sono qui per poter riprendere le mie attività, e pare che anche questo verrà accontentato. Ma allora chi saranno i new entry? Io penso che i new entry in casa di Fratelli d'Italia, Anzil dovrebbe essere uno dei papabili, perché il più votato, sarebbe uno scandalo non vederlo in posti di comando, in posti diciamo così, che gli spettano. Poi si parla anche di Amirante, se verrà, mi pare che è stata confermata, no? Amirante. Sì, confermo, confermo. Quindi per quanto riguarda anche uno sponsor, di tutto rispetto, i fratelli Ciriani, perché mi pare che lei potrebbe essere della partita. E mi sono dimenticato di dire di Mazzolini, eletto con la lista del presidente, già Lega, è uno che è nato a Friuli, mi pare che ha spazzato via molti competitors, assieme alla Zilli dovrebbero essere, quindi una giunta tre dei suoi, tre della Lega, uno di Forza Italia, e poi apriremo uno siparetto su Forza Italia. Poi abbiamo la Presidenza del Consiglio. La Presidenza del Consiglio, ci stanno qui sia Basso, eletto nella Lega, e Balloch. Balloch pare avere degli sponsor veramente potenti, tra virgolette, perché si lavora A proprio... basso è Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, sì, scusa. Basso, in Fratelli d'Italia, che anche lui è un piccolo derby all'interno dello stesso partito, ma pare che gli sponsor di Balloch siano un po' più forti in questo momento, per cui potrebbe arrivare alla presidenza del Consiglio, perché per lui arrivare in una giunta, essendo assessore, forse non gli Certo. basterebbe. Senti, possiamo dire, proprio per fare una prima No, sintesi, poi c'è la possiamo dire, vicepresidenza. sì, no, ma volevo dirti, stasera niente di nuovo, viene da dire, no? Nel senso che alla fine se mettiamo due new entry, il resto sarà praticamente quello che abbiamo visto nella legislatura scorsa. Sì, a meno che non ci stupisca il presidente riconfermato, e naturalmente poi c'è in ballo la vicepresidenza, no? Quindi Mm. si parla di Bini che vuole in qualche modo fare un passo in avanti, ma anche di Riccardi che vuole rimanere dov'è, anche se naturalmente negano tutto il servizio, tutte queste robe qua, e la vicepresidenza a Bini potrebbe essere data solamente in virtù del fatto che magari Riccardi potrebbe anche assumere una presidenza di grosso spessore, ma allora a questo punto la giunta cambierebbe volto
e il braccio, tra virgolette, armato del presidente non ci sarebbe più, quindi aprirebbe un punto di domanda, insomma, no che sia una cosa di gravissima, ma insomma questi sono i rumors, poi vediamo cosa succederà, perché dovrà tener conto il presidente dei vari territori. C'è da dire che con i numeri che ha avuto può fare, non dico quello che vuole, ma insomma quasi, ecco, quindi non ha certo. dei vincoli, no? Naturalmente lui dice, mi pare di aver sentito che insomma non vuole sorprese, vuole continuare il lavoro fatto, e naturalmente gli assessori che hanno lavorato bene sono stati riconfermati, lui li rivuole in giunta per ripartire, insomma, in maniera molto soft. Poi magari si sa, in questi casi ci possono essere anche delle compensazioni che potrebbero andare anche, per esempio, in casa di Forza Italia, perché vedendo che anche Zanini è stato un escluso eccellente per un manciata di voti proprio pochissimi, probabilmente verrà magari ricompensato con la presidenza di livello e magari chiesto a lui di ritirare il ricorso, non lo so come sono le cose lì, però diciamo Forza Italia è in un momento abbastanza topico, non solo, ma il Cavaliere sappiamo che è ricoverato in ospedale, quel di Milano, per cui facendo anche gli auguri a lui, perché comunque è stato un pioniere e un grande innovatore della politica, comunque se ne pensi, anche se in qualche modo ha trovato alla fine un partito smunto e molto in grande difficoltà, ma comunque insomma è un personaggio che si ha Senti, poi c'è da sottolineare anche coloro che entreranno in giunta, perché a questo punto stiamo parlando di una giunta più tecnica che politica, visto che gli assessori, la maggior parte saranno comunque assessori esterni, c'è da capire poi quelli che invece entreranno in giunta da consiglieri se lasceranno il loro posto in consiglio regionale ai cosiddetti non eletti, perché anche lì è una bella partita aperta, no? Sì, sicuro, soprattutto bisogna vedere, perché mi pare che Fratelli d'Italia ha già detto il niet, dice noi restiamo consiglieri anche assessori, e questo potrebbero seguire anche, non so, quelli della lista del presidente, non sappiamo. Tra parentesi, la lista del presidente sono quasi tutti esterni, quindi il problema si pone solo per la Lega, e la Lega potrebbe, naturalmente seguirà i dettati del presidente. Se il presidente vuole in consiglio regionale qualcuno per magari mettere in qualche presidenza a lui diciamo così, dove lui è sensibile, può succedere anche questo, ma sono cose di dettaglio molto importanti per gli interessati ovviamente, ma di dettaglio per quanto riguarda la funzionalità della stabilità della regione, che insomma si è dimostrata proprio granitica, su questo non ci piove. Certo. Senti, abbiamo detto, insomma, abbiamo fatto un'analisi generale, perché altrimenti rischiamo di ripeterci già quello detto le cose dette in precedenza. Mal di pancia probabilmente per quanto riguarda la maggioranza usciranno, perché come hai detto tu, insomma, se dall'altra parte i consiglieri che andranno a ricoprire il ruolo di assessori di conseguenza non libereranno il posto ai non eletti, chiaramente qualcosa sarà da vedere, perché sarà da rivedere anche sotto il punto di vista strategico per quanto riguarda le aree territoriali degli esclusi eccellenti. Di conseguenza qualcuno dice, le male lingue dicono che già all'interno dei bocciati alcuni che avevano il posto al sole, come magari i componenti della segreteria, stanno già un po' cercando da altre parti per cercare di mantenere lo status quo e non evitare, come si dice, di dover trovarsi magari anche un posto di lavoro, no? Beh, ma io credo che comunque ci sono talmente tante nomine che probabilmente il presidente saprà come venire a capo, anche se dovesse perdere dei pezzi, insomma, non si girerà dietro, perché insomma abbiamo visto che la sua maggioranza è talmente forte che in qualche modo queste robe qui, sì, dovrà tenerne conto, ma non farà di tutto, insomma. Ecco, poi c'è da dire anche che l'opposizione ha cambiato pelle. Il Partito Democratico ha tutti nuovi quasi, no? A parte di Sontino, ma a Udine ha 3 pezzi veramente interessanti che possono dare, diciamo così, del filo da torcere, o quantomeno cercare di darlo alla maggioranza, perché è chiaro che i numeri contano, ma è chiaro che anche chi magari ha delle idee potrebbe in qualche modo aprire la breccia di qualche po'. Quindi una cosa positiva. Rimarco il fatto che c'è il comune di Udine al ballottaggio, e questo
per la giunta uscente potrebbe avere un riverbero importante qualora in giunta lui mettesse qualcuno che ha un ascendente presso Udine, per poter mantenere Udine, perché come dicevamo la scorsa volta, vincere le elezioni così in maniera preponderante, perdere Udine sarebbe un vulnus difficilmente digeribile. Ecco. Certo, Ecco, certo. insomma, Poi questo... tra l'altro si vocifera che chiaramente i big regionali, ma come tu stesso l'hai già sottolineato anche negli altri appuntamenti, scenderanno in campo per sostenere la vittoria di Fontanini. Si parla però di un Fontanini eventuale bis di basso profilo rispetto a quello che è stato il ruolo del sindaco nei precedenti 5 anni. No? Mentre fino a ieri, diciamo, Fontanini ha un po' dettato legge su quello che era la linea politica del comune di Udine. Qualora il sindaco riuscisse nell'impresa di battere il suo avversario e riconfermarsi come numero uno di Palazzo d'Aronco, giocoforza dovrà in un certo senso fare un po' anche un passo indietro e sentire un po' le campane dei vari componenti della giunta, no? E della maggioranza. Beh, su questo sta nelle cose, perché insomma abbiamo visto che partiti che avevano una cifra, diciamo così, minimale hanno preso un corpo. Lo stesso Fratelli d'Italia, non avendo la scorsa volta grande voto in capitolo, questa volta ce l'ha, insomma, no? Ma poi anche la Lega ha tenuto nonostante tutto, e poi sappiamo che nel secondo mandato i sindaci sono costretti a momentino a fare delle scelte radicali, ma in questo caso ti do ragione. Potrei dire una cosa, che adesso i media dicono che da una parte è stato fatto un accordo, no? Seppur non scritto. Infatti ci arriveremo anche lì per E quanto questo riguarda la dice lunga, a mio modo di vedere, la dice molto lunga, perché l'apparentamento, ma solo con intenzione di voto conta relativamente, insomma. No? Certo, certo. Anche perché va detto, per dovere di cronaca, va detto che Salmè ha dato mandato ai suoi elettori di non presentarsi alle urne, visto che non dà l'appoggio a Fontanini perché non hanno trovato l'accordo, di conseguenza non trovato l'accordo neanche dall'altra parte, ha scritto su Facebook, insomma oggi è documentato che i suoi elettori non dovranno partecipare, astenersi alla prossima tornata di ballottaggio. Poi sappiamo bene che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? Sicuramente, anche perché chi andrà a votare? Sicuramente chi avrà interesse a farlo, quindi quelli di Fontanini, quelli di De Toni, ma tutto il resto mi pare un po' una suggestione, nel senso che comunque Fontanini parte da un quasi 48% e De Toni è un quasi 40%, insomma 8 punti percentuali, no? Certo. Io penso che la paura più grande di Fontanini è l'astensionismo, gente che lo ritiene che avesse già vinto, quindi non va neanche più. Dall'altra parte, insomma, De Toni sta motivando le truppe, perché sa che anche un suo flop agirebbe molto anche sulla tua caratura politica, insomma. È certo. una bella lotta, vedremo chi saranno i supporter, no? Poi alla fine, perché poi alla fine, dopo Pasqua, la gente si schiererà, ma non tanto gli elettori, ma io penso anche i grossi diciamo così, fiancheggiatori, no? Bisogna vedere anche pezzi magari da davanti di Confindustria o pezzi del sindacato, insomma, vedremo, è molto interessante. Come ti dicevo ieri o l'altro ieri, hai visto che anche i media nazionali hanno aperto la luce su Udine, perché? Perché per la sinistra potrebbe essere un riscatto, seppur un premio di consolazione non eccezionale, ma comunque premio potrebbe essere, e invece per il centrodestra potrebbe essere la pietra, diciamo così, finale su un giro di elezioni interessanti, dove il Friuli ha dimostrato che è una terra di centrodestra, insomma. Certo. Bene Enzo, io direi che possiamo chiudere qui questo appuntamento odierno con Mixed. Già la prossima settimana entreremo poi nel clima ballottaggio con Udine, dunque dedicheremo esclusivamente la puntata e soprattutto faremo anche l'analisi per quanto riguarda la probabile nuova giunta ufficiale, per quanto riguarda la giunta regionale, e eventualmente se ci saranno novità, perché la politica, sappiamo, ci riserva sorprese dietro l'angolo in qualsiasi momento. Ringrazio anche i nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto. L'informazione su Friuli TV continua attraverso il nostro sito con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Per quanto mi riguarda è tutto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Benissimo. E soprattutto buona Pasqua e buona Pasquetta. Buona Pasqua, sì.